Questo programma vi è offerto da Angolo della musica. Bentornati all'Uomo delle Stelle, come ogni giovedì qui da Telefriuli siamo pronti per portare gli spettacoli a casa vostra, per farvi conoscere quello che succede in questa regione, eventi ma soprattutto personaggi come l'ospite di stasera. E allora subito benvenuto ad Alessio Venier, grazie mille di essere qui con noi, un giovane, ma giovane per davvero, non come adesso che si dice giovane fino a 40 o anche oltre. Giovane musicista, compositore, direttore e anche fondatore di un ensemble di musica classica che si chiama Filarmonici Friulani. Perché la musica classica? Perché il classico in fondo è il nuovo moderno, quindi quello che sta succedendo, se guardate un po' i programmi degli ultimi anni, è che la musica classica è davvero onnipresente e sempre più giovani si stanno dedicando ad ascoltare la musica classica. Poi ci piacerebbe sapere anche come ci sei arrivato, perché anche questo è un itinerario abbastanza particolare. Fino a qualche decennio fa, insomma, la musica partiva dalle cantine, adesso invece dalle sale da concerto, si preferiva l'improvvisazione, adesso invece lo studio accurato. Poi è una questione, credo, anche generazionale per i millennials, so che è un brutto termine, già usare l'inglese, dopo mi do il cartellino rosso da solo, ma è quasi naturale avere tutto allo stesso livello. La possibilità della rete è quella di avere tutto a disposizione e di non avere più una differenza cronologica, quindi che sia il 700 o il 1950 o il 2000, Bach, la psichedelia o l'abstract techno è più o meno la stessa cosa, dimmi se sbaglio. No, ma come accessibilità senz'altro, sì, immediatezza. Arrivare alla musica classica adesso ha tutto un iter, insomma, che poi Alessio ci spiegherà. Nella storia del rock è stata una cosa un po' complicata, lasciamo perdere nomi come Frank Zappa, che non dovrebbe essere neanche inserito nel rock perché è un compositore di contemporanea o di quello che solamente lui sapeva. Però c'è tutto un settore che è quello della musica progressiva, del progressive rock, che praticamente ha portato di peso la musica classica all'interno del rock e magari ha fatto conoscere a molti dei compositori che non conoscevano. Stiamo sentendo in sottofondo un brano delle Orme, Contrappunti, che è un pezzo della seconda metà, no, forse della prima metà degli anni 70. E il tastierista Tony Pagliuca dice di essersi rifatto alla sonata per pianoforte di Igor Stravinsky. Io, non conoscendo, dico probabilmente ha ragione lui. E non è il solo, perché ci sono stati tantissimi musicisti. Se io ti faccio un quiz, 3 pezzi di musica prog ispirati alla musica classica. Dunque, a me personalmente piacciono i The Nice, quindi hanno, diciamo, attinto... Hai fatto una scelta raffinata e ti faccio i miei complimenti. Ma c'è un motivo in realtà per cui ho pensato a questi. Beh, comunque hanno dei rifacimenti di Bach, da Bach a Sibelius, mi ricordo, insomma, parecchi Carelia di Sibelius, Bach con il terzo brandeburghese se non erro, insomma ci sono molti rifacimenti e riadattamenti. Beh, sì. poi, Ne ho citati 2, ammetto, non 3 però. Insomma. Va bene così. Beh, Emerson e Ken Palmer hanno Sì, fatto quadri da un'esposizione di Mussorgsky, Giusto. prendendolo più o meno, poi anche la toccata per pianoforte di Ginastera. Ginastera? Ginastera. Sì, Gli Aphrodite's Child, il gruppo di Vangelis, di Demis giusto, Rousseau, sì. un pezzo pop, Rain and Tears, che in realtà è il canone in re maggiore. Sì, è vero.
Di Pachelbel, di sì, Pachelbel, vedi che piano piano ci arriviamo, e poi Bach è un po' dappertutto, sì, perché pescato, è sì. nei Genesis, nella Bourrée dei Jethro Tull. Forse è stato la prima rockstar, anche se Mozart da un certo punto di vista, secondo quella che è l'idea della rockstar, esatto, sì, sì. lo sorpassava a sinistra, diciamo, e lo salutava. Torniamo poi con Alessio e raccontiamo un attimino quello che c'è da vedere in questi giorni, e guarda caso partiamo proprio con una delle band leggendarie del rock internazionale, i Procolarum, anticipatori e profeti di quella che è stata la stagione del progressive, e autori di un brano famosissimo, A Whiter Shade of Pale, il quale inizio è Bach, tanto per cambiare. Anche loro sono partiti con la celebre aria sulla quarta corda dalla suite numero 3 di Bach, che insomma è stata un'ispirazione per molti. Il loro 13° album da studio, che è uscito dopo 14 anni dal precedente, è anche una festa, la festa dei 50 anni di carriera, e il loro tour celebrativo arriva anche in regione, dove qualcuno magari ricorderà un concerto del leader Gary Brooker una decina, forse anche più di anni fa, a Folkest. Stavolta arrivano a Pordenone sabato al Palaforum, nell'unico live di questo tour a Nord-Est. Nati appunto nel 67 dal sodalizio tra il cantante e pianista di ispirazione rhythm and blues, come succedeva un po' per tutti all'epoca, Gary Brooker, e dal paroliere Keith Reed, hanno sbancato il mercato internazionale con questo singolo che stiamo vedendo proprio nella versione originale, e poi con altri brani celebri da Homburg a Salty Dog, album come Grand Hotel e via dicendo. La nuova line-up è completamente rivoluzionata, tranne ovviamente Gary Brooker, che comunque è in formissima. I video anche degli ultimi concerti lo dimostrano, tra l'altro in alcuni casi anche con orchestra, a dimostrare insomma che l'ispirazione poi è diventata anche esecuzione. Secondo avvenimento, che è un po' più vicino perché è domani, venerdì, che in qualche modo ha a che vedere comunque con l'orchestra, è il Festival della Canzone Friulana, arrivato alla 4ª edizione in questa nuova versione al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. 16 canzoni finaliste di autori e esecutori che vengono da tutta la regione, ma anche da Trieste e anche dal resto d'Italia, cosa abbastanza curiosa visto che si canta in marilenghe. E ad accompagnare tutti questi brani ci saranno i 47 professori d'orchestra della Mitteleuropa Orchestra, quindi pezzi rock, pop, funky, sotto la guida di Walter Sivilotti, e un presidente di giuria abbastanza importante per la critica rock, che è Dario Salvatori, che succede ad altri 2 direttori di giuria delle ultime edizioni, che erano stati Alice e Mogol. E quindi insomma uno spettacolo in cui si mette insieme il pop e la classica, magari in maniera abbastanza, non lo so, convenzionale, ma non sanremese, questo ci tengo a sottolinearlo. Un altro evento che ci permette invece di raccontare un'altra parte della musica, quella dei talenti, non dei talent, che sono un'altra cosa, è la festa della Groove Factory, che è una scuola udinese fondata esattamente 10 anni fa da Stefano Palaferri e Alessio Turchetti, che hanno deciso di festeggiare questo traguardo proprio al Giovanni da Udine domenica, chiamando un po' di tutto, allievi, insegnanti, amici, collaboratori e anche musicisti e cantanti che sono usciti proprio dall'istituto. Tra i vari invitati c'è Phil Mer, che è il batterista dei Pooh e anche di Renga, molti talenti regionali che suonano a livello nazionale, come Francesco Minutello, trombettista di Mengoni, Federico Misio, che è un jazzista che anche lui ha suonato con Mengoni e con altri, poi c'è il pianista Rudy Fantin, l'FVG, il Gospel Choir diretto da Alessandro Pozzetto, il chitarrista Marco Bianchi, che ha suonato nei tour di Bisio e Cristicchi, il cantante dei triestini Rhapsody of Fire, che sono un gruppo metal noto a livello internazionale, Giacomo Voli, che si è classificato al 2° posto a The Voice,
E quella che stavamo vedendo in questo video precedentemente era Shari, una giovanissima musicista, una giovanissima cantante che a meno di 13 anni aveva incantato il pubblico dei Talent, e quindi un talento creato all'interno della scuola e che poi ha avuto insomma una sua evoluzione. Questo è il video Don't You Run. Stiamo parlando sempre di una ragazza appunto che ha meno di 14 anni o forse è arrivata a 14 in questo momento. È un altro tipo di scelta, quella del pop, mi rendo conto per chi fa classica, però sicuramente se c'è studio come in questo caso è interessante. Interessante anche il fatto che la serata servirà anche per creare delle borse di studio per giovani talenti, quindi l'incasso verrà devoluto in questa direzione. Abbiamo intravisto prima il jazzista Daniele D'Agaro perché abbiamo alcune segnalazioni di altri avvenimenti dei prossimi giorni. Monfalcone festeggia i primi 5 anni di Jazz in Progress, che è organizzato dall'Associazione Nuovo Corso, e domani venerdì nei locali del Il Carso in Corso appunto il nuovo progetto del clarinettista e sassofonista Daniele D'Agaro, che è famoso non solo a livello regionale. Il progetto si chiama Ultramarine ed è accompagnato da Denis Biason e da Luigi Vitale, che vediamo in questo trio, che però è un altro progetto, anche perché sapete che i jazzisti insomma cambiano molto spesso direzione. Poi entra nel vivo il Festival Internazionale di Arti Elettroniche Forma Free Music Impulse. Venerdì al Museo Multimediale SMO di San Pietro Natisone c'è il sound artist Giovanni Lami, e sabato a Comelians all'ex latteria di Povolaro un doppio set con Xennan e Divus, che è un progetto di due veterani della scena elettronica romana. Poi parte la nuova stagione della Mitteleuropa Orchestra, che abbiamo citato prima, a Palmanova mercoledì, con un solista d'eccezione, il violoncellista Truls Mörk, e la direzione per l'occasione di Marco Guidarini. Per un'apertura c'è anche una chiusura, quella delle giornate del cinema muto, sabato e in replica anche domenica la proiezione di un film di Ernst Lubitsch del 27, Il principe studente, con la partitura di Carl Davis, che è eseguita dal vivo dall'orchestra San Marco di Pordenone, diretta da Mark Fitzgerald. Anche questa è una caratteristica delle giornate, che comunque abbinano sempre un'esecuzione musicale in diretta sulle partiture originali o rielaborate in seguito. Noi ci fermiamo per pochissimi minuti, voi non andate via. Siamo in studio con l'Uomo delle Stelle, con l'ospite di stasera, Alessio Venier. Abbiamo chiarito Venier e non Venier, o va bene tutte e due? Sì, indifferente. Ideatore, cofondatore, direttore artistico e stabile dei Filarmonici Friulani, che sono nati un paio d'anni fa, ma prima di arrivare ai Filarmonici, com'è che appunto un ragazzo di 20 anni sceglie la strada della musica classica nel 2015? Ci sono varie strade, insomma. Nel mio caso è stato un avvicinamento abbastanza casuale, più che altro alla musica popolare, che poi è diventato uno studio, cioè la necessità di uno studio tecnico, e da lì in poi, insomma, prende piede, eccetera. È molto facile se qualcuno ha familiarità, diciamo, come certe malattie, appunto, no? In questo caso. La musica è una malattia, ma serve per essere curati. Sì, è vero, anche questo è vero. Non nel mio caso, in realtà, non ho parenti musicisti, insomma, solo molto appassionati, però diciamo può succedere veramente a chiunque per caso, non c'è un percorso predefinito, per fortuna mi viene da dire, insomma. Nella mia mente, probabilmente deformata da vecchie visioni, insomma, nel 2000 chi ascoltava Ludovico Van sarebbe stato probabilmente un drugo che trovava Ludovico Van molto Carachot. Quello che stiamo ascoltando come pezzo è la marcia di Arancia Meccanica, in questa esecuzione molto originale per Moog di Wendy Carlos, che forse all'epoca si chiamava ancora Walter Carlos, e che comunque ha fatto dei lavori bellissimi di musica classica trascritta appunto per Moog. In realtà appunto abbiamo visto che
le cose sono completamente diverse. I giovani musicisti, i giovani appassionati di classica oggi sono dei ragazzi assolutamente da invitare a casa, con i quali, come si diceva una volta, fareste uscire vostra figlia, insomma. L'orchestra nasce nel 2015 da un'idea tua di Enrico Coden, Giovanni Di Lena e Davide Grison, con qualche decina di musicisti, con un'età che va dai... Beh, all'epoca andava dai 14 ai 30, diciamo, adesso ci siamo ovviamente, insomma, quelli di 14 sono di 16, quindi tendenzialmente comunque dai 15-16 anni fino ai 30, ecco. E in questo periodo diciamo, c'è stato un rodaggio abbastanza veloce, perché in realtà i musicisti venivano tutti da altre esperienze, sì, e sì. quindi avevano già suonato in formazioni di varia composizione, cameristiche più che sinfoniche, magari trio, quartetto, quintetto, e da qui come va avanti? Intanto come si raduna, come si mette assieme un'orchestra? Perché non deve essere una cosa facilissima. No, diciamo che noi siamo partiti a livello, verrebbe da dire, puramente amatoriale, nel senso che è stato un semplice giro di telefonate, ti va di provare a fare questa esperienza, insomma riusciamo a creare qualcosa, a mettere in piedi qualcosa. Molta gente ha risposto di sì, insomma, e quindi abbiamo avviato questo esperimento che è partito come tale, proprio come un esperimento, perché ovviamente è un rischio enorme una cosa del genere, perché appunto la classica è sempre la classica, bisogna presentarla in un modo che non... Però se comincia a svecchiarla dagli esecutori, esatto, forse diventa una cosa interessante. Esattamente, quello che abbiamo pensato anche noi, perché comunque è un segnale, e abbiamo anche visto che nei concerti, insomma, la presenza di pubblico giovane e nostro coetaneo, insomma, è veramente molto importante, ed è una cosa fondamentale secondo noi, questo svecchiare appunto la musica classica senza svenderla naturalmente, perché il rischio è sempre un po' qui questo. Si potrebbe sì. aprire tutto un intero discorso su certi prodotti che sono borderline, Esatto, tra la classica e il pop, che però funzionano. Però certo è una questione di obiettivi, non c'è un giudizio di valore in tutto questo, insomma. Nato nel 92, ma con un curriculum già importante, diplomato in violino composizione a Udine, poi in direzione d'orchestra a Milano, hai collaborato con un sacco di ensemble, sì. E anche di orchestre, e anche con la stessa Mitteleuropa, sì, sì. Con la quale tra l'altro mi dicevi prima nel fuori onda sarai proprio alla giornata finale del Cinema Muto. Non erano loro. Non sono loro. Ah, no, allora era un pourparlers che è andato da un'altra parte. Violino di spalla di varie orchestre, insomma collaborazioni con l'Accademia d'Archi Arrigoni, un po' tutto quello che è il gotha dell'orchestra, della musica classica in regione. Per quanto riguarda il repertorio, perché quando uno sceglie la strada del jazz, la strada del pop o del rock, insomma prende una strada all'inizio e va avanti su quella. Nella classica, avendo tutto un mondo a disposizione, come si fa per decidere se preferisci il barocco piuttosto che il romantico, se arrivi al Novecento? Ecco, qui vediamo per esempio il pezzo di prima era Mozart, giusto? Sì. Questo invece è Vaughan Williams, quindi siamo già su un altro, storico, sì. un altro settore. Com'è che si sceglie un repertorio per un'orchestra comunque giovanile, quindi di musicisti che gioco forza magari non possono avere migliaia di ore d'ascolto alle spalle? Beh, ci sono una serie di brani e una serie di composizioni che sono in un certo senso inevitabili, non si può prescindere da Beethoven, da certi lavori di Beethoven, certi lavori di Haydn, di Mozart. Questo diciamo per considerare una produzione musicale comoda anche da eseguire, perché ovviamente non si potrebbe prescindere nemmeno da Mahler, però 120 musicisti non è così facile. Esatto. Diventa un po' impegnativo. E non è solo una questione, diciamo, di creare un repertorio perché ci interessa una determinata produzione e non un'altra. È anche una questione puramente tecnica, perché ci sono degli autori che sono veramente utili
oltre anche per che una crescita del per una musicista. crescita, sì, perché appunto si diceva prima formare un'orchestra non è facile dal punto di vista logistico e burocratico, forse ancora meno facile dal punto di vista pratico, perché suonare insieme ovviamente ha un prodotto che non è la somma delle parti. Creare questo di più è un lavoro molto lungo, ci vogliono le persone giuste nel posto giusto, insomma è anche una questione di crescita insieme dei musicisti, e certi autori aiutano molto più di altri a fare questo. È un lavoro di Beethoven, squadra, che un lavoro di è un squadra, lavoro e di non, squadra, sì, senz'altro. non da individualisti, insomma. Nel settimanale Il Friuli noi abbiamo le pagine appuntamenti che sono curate molto bene tra gli altri dal collega Hubert Londero, il quale si picca di inserire sempre nella classica quelli che sono gli autori che vengono proposti, perché effettivamente il pubblico vuole sapere che cosa verrà suonato, quindi non si va tanto per chi suona, ma per cosa suona, giusto? Sì, sì, sì. Beh, perché comunque è un po' come la letteratura, insomma, abbiamo una produzione sterminata da cui attingere, però un conto è leggere le frasi così sui biglietti d'auguri, e un conto è poter godere dell'opera completa, insomma, che... Una cosa sono gli aforismi, un'altra è l'Ulisse Esatto, di insomma, Joyce. integrale, sì. La vostra estate è stata abbastanza intensa, ci sono state varie trasferte interessanti, quelle in Slovenia e in Croazia, di cui abbiamo un video diciamo così, del on the road, un dietro le quinte, di questa esperienza particolare. Insomma, avete suonato con un coro sloveno, avete suonato in un posto particolare, le Cave Romane, e con un programma insomma abbastanza eterogeneo. Sì, siamo stati invitati appunto dal comune di Medulin, insomma, zona turistica molto vicino a Pola, esatto, che hanno questa struttura naturale, questa specie di anfiteatro naturale, che sono le vecchie cave romane, che loro intendono appunto valorizzare per delle produzioni di concerti, eccetera. Quindi questo era l'evento di punta, il finale della stagione concertistica in questo ambiente molto particolare, quindi ci siamo uniti ad elementi dell'Orchestra dell'Opera di Fiume, assieme appunto al direttore dell'Opera di Fiume che ci ha diretto per questo concerto, e a due o tre cori sloveni, tra cui il Coro Filarmonico di Lubiana, per eseguire Carmina Burana di Karl Orff, che comunque è una cantata scenica con un organico molto grande, e tra l'altro appunto l'effetto era particolarmente spettacolare in questo caso, perché in tutto si trattava di qualcosa come 120-130 elementi tra coro e orchestra, quindi insomma l'anfiteatro naturale poi come acustica è veramente bellissimo, e insomma l'effetto è stato... Insomma, anche i musicisti di classica vanno in tour e hanno anche il tour bus come le vecchie rockstar. Poi ci sono stati altri eventi, a Gemona Lignano avete presentato un programma particolare, Suoni dall'altra Europa, nel quale vengono un po' ripescati vari compositori dell'Ottocento, ma con un repertorio particolare, quello di rielaborazione della musica tradizionale di diversi paesi. Anche questa è una strada, insomma. Esatto, anche il video di prima del brano di Vaughan Williams effettivamente rispondeva un po' anche a questa esigenza, quella di andare a pescare della produzione di filoni che non sono magari quelli predominanti nella storia della musica, perché ovviamente si va a fiumi, rigagnoli, anse morte, anche lì nella storia della musica. Si vanno a cercare le nicchie, diciamo. Certe volte nelle nicchie ci sono sorprese, non sempre, ammetto, però insomma ogni tanto si trovano delle sorprese molto interessanti che ci fa sempre piacere un po' divulgare, ecco. E questo è un evento davvero importante, 15 giorni fa più o meno, insomma non è passato molto, i filarmonici friulani sono stati chiamati ad esibirsi nella chiesa dello Spirito Santo di Ischia con un concerto dedicato praticamente ai giganti della musica barocca. Esatto. Anche in questo caso insomma, con una motivazione benefica, una raccolta di fondi per le popolazioni colpite dal terremoto, e insomma una situazione immagino coinvolgente da molti punti di vista. Esatto, il programma era appunto incentrato sulla musica barocca, per cui avevamo quello che state ascoltando, che è Vivaldi,
italiano, illustre italiano, poi avevamo un concerto brandeburghese di Bach, quindi ci spostiamo in Germania, e avevamo dei brani di Handel, per cui altro autore tedesco però naturalizzato inglese, di conseguenza avevamo una panoramica abbastanza ampia della produzione, insomma. Ci siamo spostati con un organico da camera, come si può vedere, eravamo in 15 persone, cercando sempre di variare un po', per cui un gruppo d'archi e fiati solisti, clavicembalo solista, insomma, per cercare di non presentare un programma troppo monolitico, anche in virtù del fatto che si tratta di una località turistica, certo. insomma. Quindi un'orchestra, insomma, riesce a modularsi, non Sì. non c'è una squadra A e una squadra B, non ci sono i titolari, no. c'è la possibilità di fare tante cose diverse. Questa è una cosa molto utile e soprattutto efficace sia dal punto di vista del pubblico che dal punto di vista degli organizzatori, perché ci si può scontrare ogni tanto con problemi di ordine pratico. Dice: io voglio fare un concerto ma non ho spazio per 60 elementi, e quindi si modula l'offerta a seconda di quello che serve, naturalmente, sì. Bene, purtroppo il tempo è tiranno, come sempre avremmo voluto parlare magari anche della parte di Alessio come compositore, ma chissà, magari un giorno ci rivedremo qui all'Uomo delle Stelle. Ringrazio la regia di Pierangelo Buttazzoni, ringrazio ovviamente Alessio Venier di essere stato qui con noi e con voi. Vi invito a continuare a seguire i programmi di Telefriuli, ma giovedì prossimo e anche quelli successivi l'Uomo delle Stelle, perché noi vi terremo sempre informati anche su quello che fanno i filarmonici friulani, e non mi resta altro che augurare a tutti voi la buonanotte. There's a star